quello a bar praticamente, col telefonino li controllo e sono tutti a posto. Nessuna polemica? No, nessuna polemica, sono stati bravissimi, onestamente, contrariamente a quello che pensavo io. A 7 giorni di vita il Green Pass è già stato in grado di convincere alcuni miscredenti, tra questi lui Renato Zanco, titolare della storica trattoria Due Mori di Via Bailo. Avevamo un gruppo e due erano senza Green Pass, gli altri hanno mangiato dentro, i due hanno mangiato fuori, di conseguenza era meglio di così, non poteva andare. Quindi è fattibile. Sì, fattibilissimo. Pochi disagi, i clienti si sono dimostrati più che informati e preparati. Paolo Lai, titolare di ben 5 locali del centro di Treviso, conferma la stessa tesi. Non problemi finora mai avuti, a parte qualche caso singolo nel quale appunto si rifiutavano, ma comunque vedo che la gente è predisposta, la gente è più serena, noi abbiamo scaricato l'app per controllare. Nessun problema finora. Chi sa che vuole mangiare all'interno, addirittura prenotazioni che già mi dicono guarda abbiamo un Green Pass, organizziamo tamponi e via dicendo, quindi diciamo che la gente ormai rientra sempre di più nell'ordine di quello che è un modo di entrare e uscire dai locali con attenzione. I clienti arrivano con il Green Pass pronto sul cellulare, i più anziani portano il cartaceo. Alcuni turisti hanno anche con sé il foglio stampato dall'azienda sanitaria in cui hanno effettuato la vaccinazione. Assolutamente, già Green Pass in mano, sono tutti bravissimi. Chi ha il Green Pass arriva già facendovelo vedere? Sì, già 500 metri prima ce l'hanno già fuori. Green Pass promosso dunque, anche se la bella stagione potrebbe trarre in inganno. Il vero banco di prova, ne sono convinti molti ristoratori, sarà la stagione fredda, quando cercare un posto al chiuso sarà d'obbligo. La gente è bravissima, in maggior parte si siedono tutti quanti fuori, quindi non è sto gran problema come tutti pensavano. L'unica cosa, quando c'è tanto lavoro, è un po' complicato gestirli tutti. Tutto qua. Visto il tempo, la gente raramente entrano nel locale, quelli che entrano nel locale sono tutti muniti di Green Pass, fortunatamente. In questa stagione non è facile fare un'analisi dettagliata, poi quando arriverà l'autunno naturalmente la situazione sarà differente.